È tutta fantascienza. Questo dirà agli inquirenti Mauro Scaramuzza, l'ingegnere Mestrino, amministratore delegato della FIP di Padova, arrestato su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, insieme con Achille Soffiato, padovano, responsabile di cantiere. Per loro l'accusa di associazione di stampo mafioso, in combutta con esponenti del clan La Rocca di Caltagirone nell'ambito di lavori in territorio siciliano. Per entrambi domattina l'interrogatorio di garanzia, dove Scaramuzza spiegherà con fermezza di ritenere le accuse totalmente infondate. Sarà la prima occasione in cui l'ingegnere Scaramuzza potrà contestare in modo più che fermo addebiti che trova non solo infondati ma anche fantascientifici. Nel suo lavoro, anticipa il legale, Scaramuzza non ha mai avuto a che fare con imprese in odore di mafia. È un'impresa per la quale la Prefettura di Catania ha reiteratamente dato valutazioni positive circa l'assenza di qualsiasi elemento antimafia. È sereno, ma certamente provato, aggiunge il suo avvocato. Intanto, dopo l'interrogazione parlamentare, ne presenta una oggi anche in Consiglio regionale il democratico Piero Ruzzante, affinché la legge veneta antimafia, già approvata, venga applicata nei dettagli. Chiedo un monitoraggio, un osservatorio rispetto a queste infiltrazioni, perché i casi sono talmente tanti che dobbiamo accorgerci e renderci conto che la mafia si infiltra non con la coppola e la lupara, ma si infiltra con i colletti bianchi dentro il nostro sistema di impresa. L'inchiesta sulla FIP, secondo il consigliere veneziano Beppe Caccia, getta un'ombra sui lavori del Mose, in cui l'azienda è aggiudicataria per costruire le grandi cerniere, ma il consorzio Venezia Nuova, concessionario unico per il Mose, presenta un esposto per tutelarsi, rigettando qualsiasi connessione. Si costituirà parte offesa in caso il proprio nome venga legato impropriamente ad attività altrui. Il consiglio direttivo dell'ente, rinnovato a giugno, dopo le prime accuse di corruzione per singole aziende del consorzio, ha avviato vasti controlli interni che hanno certificato la totale estraneità del CVN a vicende oggetto di indagini penali.